Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, bentornati sul canale, bentornati e ben arrivati tutti i nuovi spettatori. Oggi su Elite Dangerous andiamo a trattare Bill Turner, quindi altro video sugli ingegneri, andiamo a vedere subito cosa ci serve per sbloccare questo ingegnere. Allora, in primis, come vedete già da scheda dell'ingegnere all'interno del gioco, ci dicono che dobbiamo diventare friendly con la Alliance. Questo perché? Perché diventare friendly con Alliance ci consentirà di ottenere una cosa importante, ossia il permit per il sistema di Aliot. Come potete vedere da Galaxy Map, eccolo qui, e ci serve l'Aliot System Permit, e quindi dobbiamo diventare friendly con l'Alliance, come dicevamo. Quindi, come fare questa cosa? Adesso andiamo subito a vedere. Piccola nota, Selene che abbiamo sbloccato dal sistema di Cook è vicinissima a Bill Turner, quindi sono molto comodi da affrontare assieme, quindi uno dietro di quell'altro. Quindi se dovete proprio sbloccare gli ingegneri, teneteveli da sbloccare uno dopo l'altro, anche perché la nave che vi servirà sarà molto simile, quindi noi utilizziamo il Python. Poi se avete un'Anaconda o navi più grandi anche meglio, perché per sbloccare il nostro ciccio-panzo qui ci servirà trasportare un sacco di commodities, quindi un sacco di materiali da uno Stardock all'altro, unitamente al fatto che dovremo tornare a fare mining per le 50 unità di bromellite che gli servono per sbloccare l'accesso al workshop. Quindi fate molta attenzione a questa cosa qui. E niente, insomma, questo era giusto per dare un paio di consigli, visto che ci siamo. La nave più o meno è la stessa, con un outfit differente, ma è sempre una nave con molto carico, sia per fare mining quindi che per il trasporto delle merci. Ma andiamo subito a vedere dentro il sistema di 78 Ursae Majoris cosa possiamo fare. Scartabellando un po' online ho trovato un altro comandante che appunto consigliava di fare questa cosa. Allora, in primis andare a Rominger Dock, dove comprare marine equipment e poi trasportarli proprio molto velocemente all'interno dello stesso sistema fino a Townshend Hub, dove una volta venduti i marine equipment possiamo acquistare tabacco da rivendere nuovamente dentro Rominger Dock. Quindi come potete vedere qui anche da System Map non dobbiamo fare jump a destra e a sinistra, ci basterà praticamente fare questa loop route da Rominger Dock fino a Townshend Hub e indietro. Quindi una cosa molto semplice e che andiamo subito a testare molto velocemente adesso nel percorso del video. Quindi altro da dire inizialmente non ce n'è. Io ho già impostato la rotta fino al sistema di 78 Ursae Majoris, perché ad Aliot, come dicevamo prima, non possiamo ancora andarci perché ci serve il system permit e dobbiamo diventare friendly con l'alleanza. Allo stato attuale sarà un po' una rogna, perché il mio livello con l'alleanza è neutral, quindi dovrò fare un sacco di missioni per poter appunto aumentare la mia reputazione con l'alleanza. Spero di non doverci mettere troppo tempo, ma adesso andiamo subito a testare questa cosa. Eccoci qui, finalmente sono rientrato dopo aver fatto un po' di test per l'acquisizione dell'Aliot Permit. Allora, ho fatto un po' di test con le missioni, ho fatto un po' di test col trasporto materiali, col mining, eccetera eccetera, e alla fine sono arrivato alla dura, cruda e amara conclusione che è solo una grandissima perdita di tempo. Perché? Perché acquisire reputazione con la fazione degli Aliot Independentists, che sono quelli che ci consegneranno il permit, e facendo le missioni è la fantomatica pigna nel di dietro, come si suol dire. Restiamo sul politically correct. Perché? Perché dobbiamo arrivare fino al rango di Allied, e per fare tutta la strada, io partivo proprio dalla versione base neutral, neanche cordial, dobbiamo fare un sacco di punticini di reputazione. Per farli, facendo le missioni, per carità, si può anche fare, possiamo donare 450.000 crediti alla causa, possiamo fare questo, quello, quell'altro, insomma queste sono comode, le facciamo e via, però sono sempre 450.000 cucuzze che si mangiano via così. Allora,
E per esempio, facendo bounty hunting possiamo anche permetterci di fare un po' di bounty hunting, donare e via discorrendo. Possiamo donare, vendere dati cartografici, certo. E dove dobbiamo farlo? Dobbiamo fare tutte queste operazioni all'interno di sistemi che hanno gli Alioth Independence come controlling faction, quindi questa cosa qui. Ho fatto un po' di ricerca sulla Galaxy Map, ero rimasto un po' a 78 Urs e Majoris, mi pare, se non mi ricordo male, lì ho fatto un po' di prove, eccetera, eccetera. Alla fine, invece, ho selezionato il sistema di HDS 1879, che è proprio, tra l'altro, anche molto vicino al sistema di Alioth, e ho selezionato questo sistema perché? Perché, secondo me, secondo quello che ho provato a fare in questi giorni, per ottenere velocemente la reputazione di Allied con una fazione, andare a fare bounty hunting è il modo più divertente e veloce da utilizzare. Perché? Perché ci darà la possibilità di fare un sacco di combattimento, che è una cosa bella, buona, e bisogna anche imparare a farlo, e ha i suoi rischi, per carità, però in questo sistema cosa vediamo? A 3000 light years dal Sole circa abbiamo il sistema, scusate, il dock che si chiama Shaik Dock, lo vediamo scritto qui, vicinissimo a un gigante gassoso dotato di anelli e di tutti i bei resource extraction site. E oltre quello il sistema ci fornisce anche delle belle conflict zone, quindi possiamo andare a fare bounty hunting o a fare anche conflict zone, insomma uno delle due, e questa cosa ci dà la possibilità appunto di divertirci parecchio e andare a fare insomma quello che dobbiamo fare, ossia ottenere il più velocemente possibile una reputazione elevata con la fazione che si chiama gli Alioth Independents, eccoli qua. Quindi per far salire velocemente questa barra dovremo fare così, come dicevo, quindi o per esempio facciamo delle donazioni, 450.000 cucuzze sono parecchie, accettiamole perché tanto ho fatto più di una milionata con il bounty hunting prima, quindi doniamo questi 450.000 cucuzze e abbiamo una reputazione molto alta, però come vedete saliamo di pochissimo, quindi comodo barra scomodo, quindi può essere sempre un aiuto al fine di aumentare ulteriormente la nostra reputazione. E ovviamente nel momento in cui il bounty hunting ci va abbastanza bene, insomma i soldi che guadagniamo di là possiamo anche reinvestirli su queste missioni di donate che ci aiuteranno ulteriormente. Non è obbligatorio, però insomma vogliamo salire velocemente, quindi questa cosa ci aiuta. Quello che invece andiamo a fare è prendere il nostro amico Python riconfigurato per combattimento, non full da combattimento, avrei potuto fare molte cose, insomma li ho comunque riequipaggiato, i laser, i multicannon, lo scudo, lo scafo, i chaff launcher, i shield shell banks, quindi un sacco di moduli per il combattimento. Potevo fare di meglio, certo, perché ho comunque ancora molti slot di grado 6 liberi, e per carità è vero, però insomma dai, ho visto che non se la cava male, unitamente al fatto che non vado a caccia di, diciamo, pesci troppo grossi. Infatti vedete il mio combat rank rimane praticamente invariato dopo circa 2 ore, però come vedete la mia reputation con l'Alliance è già salita al 30% e abbiamo fatto anche quasi tutto, abbiamo completato la parte neutral cordial e siamo arrivati a friendly in solo 2 rush di bounty hunting, circa tempo per fare questa cosa mettiamolo intorno a un'ora e un quarto, quindi come potete capire in un'ora e un quarto fare tutto il ranking cordial e arrivare già a passare il friendly non è male. Se l'avessi fatto a missioni sarei diventato scemo per parecchie ragioni. Perché avendo fatto anche parecchie missioni per salire di ranking non ero arrivato neanche al grado cordial, quindi dopo 5-6 missioni per un tempo totale di quasi 40 minuti non arrivare neanche a essere cordiali con una fazione, insomma è un po' una presa in giro, un po' dei limiti che ha Elite. Quindi anche qui, come dicevamo in passato, se volete aumentare velocemente il vostro ranking con una
determinata fazione, quindi la vostra reputazione, scusate, con una determinata fazione, e andate a fare bounty hunting. Secondo me non c'è nulla di meglio per poter affrontare questa cosa. Io adesso ho selezionato un bel resource extraction site, cominciamo l'avvicinamento, andiamo a vedere un attimo cosa succede. Forse sono un po' troppo veloce. 2, 3, 1, forse se la facciamo proprio pelo pelo, sì, dovremmo farcela, dai, perfetto. Eccoci qua. Ottimo, ottimo, siamo arrivati un po' velocini, ma siamo arrivati bene. Allora, togliamo via l'FSD Interdictor che non ci serve, prepariamo un attimo le armi e cominciamo a fare un po' di bounty hunting. Quindi adesso me ne starò un po' qui, farò un po' di spara spara, distruggi in cerca di piratoni, piratazzi vari, come già ho fatto prima. Quindi bene, io procedo nella missione e quando avrò terminato andremo a prendere il permit e quindi continueremo con la nostra missione. Ecco lì, vedo già un super cicciopanzo wanted, andiamo vicino perché si è un po' distanziato e ci ha lasciato un po' indietro. Cos'è un competent? Ok, fate attenzione che ovviamente non andate a sparare ai wanted della fazione, perché ogni tanto troverete dei wanted che fanno parte della Aliot in Independence, quindi là, insomma, niente, appunto, fate un po' di attenzione a questa cosa. Siamo un po' distantucci. Ci ha lasciato indietro di nuovo. Mamma mia quanto sta correndo sto Diamond. Va bene, allora io vado a iniziare a fare le saccagnate, ragazzi, e con voi ci vediamo dopo. Ed eccoci qui, finalmente tornati di nuovo a Shaikh Dock dopo una bella super sessione di spara, distruggi, eccetera, eccetera. E super bacchettata sulle mani ai nostri amiconi della Frontier perché niente, mi hanno fatto perdere un sacco di tempo, mettiamola così. Potevo finire molto prima, ma ho deciso di provare un po' di missioni di mining, ma assolutamente no, sconsigliatissime, quindi continuate a distruggere e andare avanti di bounty hunting perché non c'è altro modo per fare reputazione più velocemente che non fare bounty hunting. Quindi adesso abbiamo fatto un attimo quello che dovevamo fare, andiamo subito a vedere e con un'altra milionata di bounty vouchers cosa succede. Quindi confermiamo. Non sento. Oh, finalmente ho sentito il messaggino che speravo di riuscire a sentire nella chat. Finalmente Aliot Independence Reputation Change. Finalmente siamo diventati alleati degli Aliot Independence. Quindi tutte le nostre fatiche sono state premiate, abbiamo distrutto un sacco di navi, preso anche un po' di soldini e qui ne vedete meno perché ho avuto un piccolo problema. Dopo vi spiegherò anche cosa è successo. Andiamo a vedere la reputazione con le altre fazioni e sono diventato, come vedete, unfriendly con il Blue Drag Empire. Poco male perché tanto chi se ne frega. Quello che a noi invece interessa in questo momento è che cosa? Intanto fare un piccolo login, login veloce perché come avete visto anche negli episodi precedenti il gioco a fronte di questi cambi reputazione nel mission board non riesce ad aggiornare il tutto subito, ma bisogna sloggare e riloggare. Come vedete in questo momento non eravamo neanche allied, invece se adesso torno qui saremo sicuramente alleati, ecco, vedete, di poco, ma siamo arrivati ad allied, qui invece no. Ok, andiamo a prenderci dov'è?
Dov'è? C'è sempre stata fino a prima, perché adesso non c'è il mio permit qui dentro? Andiamo a vedere se ce l'ha già assegnato di default. Vediamo subito, first permit, eccolo qua. No, non ce l'ha ancora assegnato di default, niente, quindi adesso a questo punto mi sa che dovremmo fare uscite, entrate, login, logout, come dicevamo prima, logout, login, fino a che il mission permit, quindi la missione per ottenere il permit per Aliot non viene generata. Quindi facciamo un attimo un altro tentativo veloce, appena sarà disponibile nuovamente vedrò di accaparrarmela subito e immediatamente. Vediamo qua se si decide a darci la missione. Scusate, ho sbagliato, ho pigliato il commodity. Andiamo qua, no, assolutamente niente, quindi il gioco da questo punto di vista non vuole assolutamente darci una mano. Avevamo, come avete visto anche nelle parti precedenti, la missione del permit subito disponibile su Program in Open. Dicevo, era subito disponibile fintanto che non eravamo alleati. Adesso sul più bello che diventiamo alleati la missione sparisce. Quindi cari amici della Frontier, smettetela di farci perdere tempo con queste boiate. Siate un po' più onesti con i giocatori che investono tante ore. Sono abbastanza, arrabbiato con la Frontier per vari motivi, perché durante una bella missione di mining prima mi hanno fatto saltare per aria senza nessun motivo. Mi hanno spawnato un bel Fer de Lance di grado Master, sinceramente mi ha tirato 5 colpi e sono esploso senza neanche avere il tempo di dire che succede. Quindi matchmaking assolutamente sballato, e ho perso 6 milioni di nave più tutto il carico e ho dovuto rifare altre cose. Comunque mi ha dato la possibilità di testare mining e vi confermo che mining evitatelo. Quindi se volete fare velocemente il permit per Aliot, andate assolutamente di bounty hunting. Non c'è altro modo per acquisire reputazione più velocemente con la fazione degli Aliot, degli indipendentisti di Aliot. Quindi eccolo qui. Grazie a Dio adesso, sloggando e riloggando in open play, abbiamo il permit acquisition opportunity. Accettiamo la nostra missione e come vedete è una missione ad autocompletamento, basta accettarla perché questa venga automaticamente completata. Come potete vedere anche qui finalmente siamo riusciti ad ottenere il nostro permit per Aliot e possiamo finalmente dirigerci dal nostro ingegnere. Sì, direte voi, sta cippa perché un attimo che lo andiamo a vederle tra i permit. Eccolo qui, finalmente, eccolo qui, vedete Aliot System Permit, lo vediamo qui in grafica. Allora, sta chip, dicevo, perché adesso dovremo andare a recuperare una bella cosa, cioè adesso vi farò vedere subito. Ci serviranno i famosi 50 units of bromellite, quindi dovremo fare un bel po' di mining all'interno di Ice Ring al fine di ottenere queste 50 unità di bromellite. Sarà un palo anche questo, mettiamola semplicemente così. Quindi nonostante abbiamo già speso ore e ore e ore e ore su ore e tantissime ore per ottenere il ranking di alleati con gli Aliot Independents per avere il permit, adesso dovremo perdere altro fracasso di tempo per riuscire a ottenere i 50 unit of bromellite. Chiudendo velocemente, quindi fate tante bounty hunting. Adesso invece toccherà molto probabilmente tanto mining, perché non penso che bromellite sia una commodity acquistabile. Vado a verificare subito. Vediamo se c'è qualche stazione che la vende. No, anche internet mi conferma che non c'è nessuna stazione che vende bromellite, quindi l'unico modo per farlo è andare a fare mining sugli Ice Ring per poterla ottenere. E chiunque di voi abbia già tentato il mining degli Ice Ring sa quanto noiosa è questa parte, perché a differenza dei Metal o Rocky Ring che danno un sacco di materiali, quindi l'impet quando vengono presi e caricati nella raffineria danno un 20, 15, 20%,
3%, negli Ace Ring le percentuali si abbassano dal 2 al 3% ogni limpet, quindi io pensavo fosse difficile minare la painite, ho fatto un test con la bromellite e la bromellite è anche peggio, perché? Perché ne serviranno 50 tonnellate, quindi il mio prossimo step sarà andare a fare l'outfitting del Python per il mining e cominciare questa lunga avventura di mining all'interno di Ice Ring. Quindi io inizio e ragazzi vi saluto e ci diamo l'appuntamento a tra poco per voi, a tra una vita e mezza per me. Quindi ciao a tutti, ci vediamo dopo. E rieccoci qui finalmente, dopo tanti sforzi e tanto tempo speso a fare mining, finalmente abbiamo le nostre 50 unità di bromellite e tanta altra roba. Questi low temperature diamond ci saranno utili per rifarci di un po' di spese e non li posso vendere qui, li venderemo da altra parte. Comunque, dopo aver fatto qualche oretta di mining, dopo vi farò vedere anche dove, e ho trovato, grazie a Dio, un sistema molto utile per poter fare bromellita velocemente e quindi dopo aver fatto tutta questa cosa finalmente siamo arrivati ad avere tutto quello che ci serve per sbloccare il workshop di Bill Turner. Quindi finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a fare tutto quello che serviva, quindi in primis il friendly con l'Alliance per ottenere l'invito, dopo l'Allied con gli Aliot Independence per ottenere il permit fino al sistema di Aliot, quindi le 50 unità di bromellite per poter sbloccare in definitiva il workshop. Allora, considerazioni finali. Bill Turner è stato uno degli ingegneri peggiori che io abbia affrontato finora, è stato uno dei più fastidiosi nonché uno dei più rognosi, perché tutto quel tempo perso per fare l'Allied con la fazione degli Aliot Independence è davvero assurdo. Ritengo che sia assolutamente folle che io abbia dovuto fare e investire tutto quel tempo per diventare, io insomma tutti quelli che dopo capita, tutto quel tempo per diventare Allied di una fazione e per fare il 75% di reputazione con la super fazione. Allora, è davvero troppo a mio avviso il tempo richiesto per arrivare ad essere alleati. Io l'ho fatto facendo bounty hunting, non so quante navi ho distrutto nemiche di quella fazione e sinceramente a mio avviso sono troppe. Dopo ovviamente è una mia considerazione personale, bisogna avere un po' di pazienza e alla fine si fa tutto per quello, per carità, però il tempo richiesto è davvero molto. Allora, qui vediamo, intanto torniamo a noi, vediamo subito che abbiamo il commodity market, quindi avremo a disposizione la possibilità magari di vendergli qualcosa. Da sito dicono che la reputazione si tira su solo facendo i moduli, ma adesso staremo a vedere. Intanto, prima cosa che andiamo a fare subitissimo, quello per cui siamo qui, è donare le nostre tanto sudate 50 unità di bromellite, quindi tante ore di gioco che in 2 clic, come potete vedere in questo momento, se ne vanno via così. Quindi salutiamo le nostre 50 unità di bromellite, però abbiamo sbloccato finalmente il workshop di Bill Turner. Come vedete ce n'è rimasta solo ed esclusivamente una. A questo punto dovremmo aver sbloccato anche il commodity market, però purtroppo così non è, e come ormai di prassi andiamo a fare un bel logout e relogin. Quindi andiamo velocemente a tornare in gioco, quindi facciamo un solo play, tanto insomma non cambia nulla, anche perché in solo play ho visto che login logout è un po' più veloce dell'open play, dove ovviamente bisogna il server di gioco deve calcolare e gestire più cose. Comunque torniamo ai nostri Starport Services, vediamo se c'è stato sbloccato il commodity market e così vedete, perfetto.
Così andremo subito a fare un test molto veloce. Andiamo a vendere queste 14 unità di acqua che abbiamo recuperato dagli ice ring di prima, eccolo qui. Andiamo a vendere e vediamo se la nostra reputazione all'interno del workshop è salita. No, assolutamente no. Abbiamo semplicemente venduto dei materiali che avevamo in inventario senza far salire la nostra reputazione, a differenza di altri sistemi dove, scusate, di altri ingegneri, dove invece vendere commodities ci aiuta a far salire la nostra reputazione. Adesso vediamo un attimo tutte le cose a basso costo che occupano solo spazio e non sono assolutamente profittevoli. Le abbiamo qui in inventario solo perché ovviamente cercando la bromellite me le sono ritrovate. Allora vendiamone un'altra unità, tanto chi se ne frega. Galactic Average a 7000, le vendiamo per 8000, quindi non è male. Allora Low Temperature Diamonds, vediamo quanto ce li paga, 56.000, quindi diciamo che sui 57.000 di average non è male. Voglio liberarmene proprio velocemente, non mi interessa niente, anche perché abbiamo guadagnato sì 500.000 cucuzze, non è male, ma insomma possiamo fare di meglio in altri modi, quindi liberiamoci subito tutto l'inventario. Metanol monoidrato qua, via anche questa roba qua per un altro po' di soldini, anche qua, ok, via, dovremmo aver liberato completamente il nostro inventario. Infatti ci sono rimasti solo i collector limpet che non ci interessano e basta. Quindi torniamo all'Engineers Workshop. Invece no, a differenza di quello che diceva il sito, abbiamo ottenuto un bel grado 2 del workshop semplicemente vendendo un po' di roba che avevamo in inventario ottenuta facendo mining. Quindi sì, effettivamente si vede che si basa sui soldi, insomma, quindi sulla quantità di materiali, quanti soldi ci fate. Quindi magari sta cercando materiali rari o quello che sia, allora quei materiali vi manderanno un po' più su. Comunque abbiamo ottenuto un bellissimo grado 2. Andiamo a vedere cosa può fare. Allora, i Fuel Scoop, Plasma Accelerators fino al grado 5, quello per cui noi siamo arrivati qua, e i Manifest Scanner, Kill Warrant Scanners, i Sensor, anche questi fino al grado 5, come vedete. Possiamo vedere un attimo cosa possiamo fare, noi non ce li abbiamo, perché no? Vediamo, gli 8. Ok, long range scanner, ecco qua, insomma vediamo un sacco di cose, lightweight scanner, quindi insomma tante varie cose. Autofield maintenance units, anche le raffinerie possiamo potenziare, vediamo un attimo cosa possiamo fare per le raffinerie, visto che ce l'abbiamo anche montata in nave. La raffineria possiamo farla shielded, ecco qua, vabbè, comunque dopo su vari siti ci troviamo un attimo tutti i vari dati. Adesso non starò qui a fare potenziamenti o altre cose perché oltre Bill Turner non c'è nessun altro, quindi è diciamo l'ingegnere finale della lista degli ingegneri che volevo affrontare. Magari Didi Waterman lo affronteremo in un'altra puntata. Quello che ci tenevo a vedere invece con voi è dove ho trovato la bromellite, quindi ultimissima nota dell'ingegnere di Bill Turner, come avete visto adesso è stato già completamente sbloccato. E dove trovare la bromellite? Allora io mi sono trovato bene nel sistema G24011, ok, e all'interno di questo sistema è un po' lontanuccio, devo essere sincero, perché stiamo parlando di quasi 229.000 light seconds, quindi vi servirà 5-10 minuti, forse anche qualcosa di più, di navigazione in super cruise per poter arrivare qui. Ma attenzione che qui ci sono degli icy ring, quindi degli anelli di scusate, stavo sbagliando tab, degli anelli di eccoli qua, degli anelli di ghiaccio, ok, e sono considerati pristine, quindi sono degli anelli vergini dove potete andare a trovare quello che vi serve. Come vedete qui vicino avrete anche varie stazioni, Starport, Stardog per gli outfitting, restock, quello che vi serve, e qui in questa zona, quindi sistema di G24011, pianeta B8, troverete un sacco di bromellite e anche altri materiali interessanti tipo i low temperature diamonds, eccetera eccetera. Quindi fare mining in questa zona qui vale la pena. Perché ho tentato di fare mining in zone un po' più vicine e
investite un po' di tempo, investite un po' di tempo di viaggio per arrivare in questo sistema e nel relativo pianeta. Quindi detto questo andiamo a chiudere velocemente. Abbiamo visto cosa dovevamo fare per sbloccare Bill Turner e cosa poi Bill Turner ci dà a disposizione. E possiamo fare Fuel Scoop, Plasma Accelerator, Manifest Scanner, Kill Warrant Scanners, sensori, Autofield Maintenance Unit, raffinerie, Surface Scanners, Life Support e Wake Scanners, quindi un sacco di belle cose, ma quello che a noi interessa è sbloccare i Plasma Accelerators, e noi abbiamo quelli di livello 3 e dovevamo fare la Efficient Weapon di livello 5, ci richiederà questi materiali, quindi Unexpected Emission Data, Cadmium e Proto Heat Radiators, mamma mia, pronunciato anche abbastanza bene. Comunque li abbiamo già, volendo possiamo anche andare a fare. Il problema è che non ho portato con me gli Advanced Plasma Accelerators, quindi non posso andare a potenziarli in questo momento, ma lo farò magari in un secondo momento, e perché dopo insomma vedremo un attimo se li utilizzerò sul Vulture o meno, anche perché sto pensando di passare all'Anaconda finalmente, e sarebbe anche ora. Bene, allora detto questo andiamo a chiudere. Bill Turner finalmente è sbloccato e non c'è molto altro da dire, quindi permit di Aliot, 50 unità di bromellite e poi andate qua. E sembra poco, ma fidatevi, è una cosa abbastanza rognosa da affrontare, vi porterà via parecchio tempo. È fattibilissima, per carità, però preparatevi per investirci sopra un po' di tempo. Detto questo, come al solito ringrazio tutti e tutti quelli che seguono il canale, tutti quelli che lo seguiranno. Se avete commenti, critiche, notizie, aggiornamenti, richieste o quant'altro, scrivete pure sotto nei commenti, sarò ben felice di discuterne con voi e anche eventualmente di vedere per poter fare qualcos'altro. E una piccola velocissima anticipazione: nei prossimi video inizierò a trattare il recupero dei dati rari e dei materiali rari, e mi sto accordando con il comandante Iron Danny e con anche il nostro amico comandante che vediamo qui, Element One. Grazie a loro e con loro probabilmente inizieremo una bella serie di mini missioni autoselezionate per la ricerca e recupero dei materiali rari, quindi vedremo un attimo come e dove riusciamo a ritrovare queste cose senza dover perdere un sacco di tempo, svolazzarcene a zonzo in giro per la galassia senza un punto di riferimento. Quindi sì, farò una bella serie di video dedicati a questa cosa, quindi l'anticipazione si chiude qui. Detto questo, come detto prima, vi ringrazio nuovamente per la visione, per l'ascolto, per i commenti anche che lascerete nel canale. Come al solito vi invito a sottoscrivere e a iscrivervi tutti quanti, e anche tutti gli altri, insomma spargete la voce, questa cosa mi fa sempre piacere, e quindi basta, dai. È tardi, il cervello sta sbarellando in questo momento qui, ho appena finito di fare 2-3 ore di mining e, come dicevo anche nei video precedenti, fare troppo mining fa male, quindi è ora di andare a chiudere. Grazie ancora a tutti, Virus 101, Transmission out.